ci posso credere! Ma dove mi trovo? Ma questa è una bella foresta, una foresta di palude, di vegetazioni, travaglioni, animali azione, strefacazione. Buongiorno a tutti ragazzi, ragazze, uomini, bambini, anziani, o quello che è, quello che ci troviamo e quello ci bracchiamo. Trovo in un posto che non ho mai visitato in vita mia. Mi trovo di nuovo a Flumini e qui dentro che cosa ci sarà? Che cosa ci sarà? Lì dicono che porta al mare, ma secondo me porterà alla palude, perché lì c'è una vegetazione incredibile che io voglio scoprire dove potrei andare. Cioè, ma poi in mezzo lì, in mezzo agli alberoni, andare alla Stravaglione. Sì. Quindi dobbiamo andare a destra o a sinistra? Che bella domanda, Andrew. Dove vogliamo andare, o a destra o a sinistra? Il problema è che ci passa sta macchina, sì, ci passa perfettamente. No, deve passare da altre parti. Vedete, la macchina sta passando da quella parte. Allora vuol dire che è un buon segno, vuol dire che c'è qualcosa di interessante là dentro. Quindi andiamo ragazzi, banda alle ciance e andiamo a scoprire questo mistero. Mistero alla Misterum. Vai! Si va in avventura! Paparapam, paparam, paparapam, queste buche giganti, che cosa sono queste cunette? Non sono nelle montagne russe! Aiuto! Wow. Ok, ma stiamo proseguendo perché voglio andare a scoprire questa cane dopo cani, vegetazione dopo vegetazione. Guardate che belle montagne, degli alberi, guarda degli alberi, e qui cosa ci travagliano, perché voglio andare a scoprire. Stai fermo Charlie, stai fermo Charlie, vai fermo, che ho trovato una cosa bellina. E non cadere, perché se cadi in cazzo come una bestia e poi tu lo sai che cosa diventerai? Bravo. Qui sopra che cosa possiamo trovare? Dobbiamo scoprirlo. C'è un bellissimo lago, guardate che bella. Non possiamo scendere perché abbiamo la bici laggiù, però poi a fare la salita. La bici pesa un sacco di chili e quindi magari al rientro potremmo trovare la strada per arrivarci là. Che cosa ne pensi? Perché se dicono che lì c'è il mare
il mare di Flumini, e quindi allora dobbiamo passare per forza lì, ok? Sei pronto, Charlie? Tra poco ci cado. Ok, porta al mare di Flumini. Ci posso credere, Charlie? Attenzione, travaglione. Guarda bene, che cosa ti fa ricordare questa stradina? Bravissimo, proprio quello. Beh, ci sono due cose importanti, Charlie, che ti devo dire. Uno, adesso hai 3 piedi professionale, dove tu sei stabile, e sei bello tenuto e non dovresti cadere. Lì c'è la caduta di Charlie, la caduta dove si è fatto male Charlie e si è spaccato il vetro del cellulare. Ma siccome Charlie mi sta dicendo non mettimi a filmare arrivando lì, perché lì porta veramente sfiga, e quindi sono costretto, ragazzi, arrivare lì per non filmare questo tragitto. Lì c'è la maledetta strada, il maledetto giorno che Charlie c'è caduto, ok? Siamo arrivati. Sì, mi ricordo perfettamente di questa zona. Sì, e lì c'è il laghetto. Il laghetto per la gente pesca, perché lì confina con il mare. E lì ci sono le navi da guerra. Sapete, ragazzi, questi che fanno guerra non sanno dove, non sanno che cavolo fare nella vita. La Sardegna, guarda, non doveva essere a partire all'annato, guarda, lasciamo perdere il discorso della guerra, che mi sta facendo già salire i nervi, guarda. Pietre veramente grandi. Sapete che cos'è questo, ragazzi? Questo tronco non è un tronco normale come tutti gli altri. Questo dicono che è un tronco venuto dal mare. Dicono che proviene dall'Africa questo tronco. Dicono così. Ma parola che sia anche un altro tronco di qualche albero che c'è qui vicino, qui, tipo quei tronchi secolari. Però questo qua a volte è diverso, è bianco. Ciao amore, mi sta dicendo cosa il cane? Vedi com'è fatto? È fatto in un tronco proprio diverso da quelli che abbiamo noi, e quindi penso che sia un tronco africano questo qua. E pensate che il mare è quanto è potente, e ha sperimentato qui in riva. Adesso lo proseguiamo, vediamo cosa c'è più avanti, perché allora, ragazzi, mi sembra che io ho completato veramente la zona di Quartu, tutta la costa di Quartu ho completato, perché lì c'è il fortino dove c'era il signor Puzzu, e niente da fare. Adesso andiamo a vedere cosa c'è là. Lì dicono che lì c'è il Buddha Beach, che è abbandonato, vediamo poco se si potrà andare, vediamo poco, magari sarà quella la mia avventura principale. Allora, voglio capire che cos'è questo. Sembra una specie di fortino sommersa dalle pietron. Che strano, però, questa piattaforma che c'è qui. Ci posso credere. Ragazzi, questo potrebbe essere qualcosa di archeologico, perché Flumini ha qualcosa di archeologico. 99
99 38. Che cosa significherà questo numero? Dovrebbe essere lì, proprio lì, la vecchia discoteca Buddha Beach, la famosa discoteca che andavo io quando ero un ragazzino. Vuoi scoprire che mi hanno detto che è abbandonato? Sono molto curioso. Andiamo. Siamo arrivati al Buddha Beach, ragazzi. Sì, l'avevo riconosciuto. Qui c'è l'entrata, il cancello dove io entravo con gli amici, c'era il caldozzone, il paninoteca. Io qui ero rientrato alle 7:30 del mattino. 7:30 del mattino alle 8. E ho mangiato anche poi un panino buonissimo io. E qui c'era una bellissima serata. E poi mi sembra che avevo cambiato il nome, si chiama Sky Beach. L'avevo chiamato. Adesso vediamo un poco se c'è qualche modo per entrare. Che tutti dicono vai a visitare il vecchio Buddha Beach. Dicevano a me. Mi stavo dicendo a me quella persona. Adesso ci provo, vediamo poco se c'è qualche modo. Perché il cancello è chiuso. Non posso scavalcare perché lì è visibile. Non mi va. E vediamo poco se c'è qualche modo, se qui avranno, non so, aperto qualche ferriata, non so. Ragazzi, siamo arrivati. Sì, hanno aperto la ferriata, no? Questo è il Buddha Beach. Il Buddha Beach, che è anche Sky Beach. Avevano chiamato due nomi, le state che facevano, ed eccolo qua. Questa è la vecchia discoteca dove andavo io a ballare d'estate con amici, e qui facevano serate incredibili, e qui aveva anche partecipato una collaborazione con Belen Rodriguez.
questo è il palco dove la gente ballava. Come tipo di strada, guardate tutte le tendoni come erano. Non ci posso credere, non c'è neanche un nome di qui c'era il DJ, qui c'era il DJ, qui c'era, la gente qui ballava, guardate che tutte quanto arrugginito. Non ci posso credere, la gente anche qui si sedeva, lì dove passavano i drink. Sì, guardate, tutta vegetazione. Sì, diciamo che le serate lo facevano solamente qui, le facevano ed era una delle serate migliori che facevano l'estate. Vedete, ci sono ancora le sedie, ci sono. Era bellissimo, era veramente stupendo. Eh sì, e qui finisce la mia avventura. Ho visitato veramente la mia ex discoteca dell'estate, Sky Beach, e il primo era il Buddha Beach. Incredibile, bei ricordi, veramente bei ricordi. Qui mi ricordo che c'era un bellissimo giardino, qui, me lo ricordo qui. Qui venivamo per parlare, la gente era ubriaca, pieno di gente, ragazze e ragazzi. C'era Belen Rodriguez, che Belen Rodriguez una volta aveva partecipato, perché io mi ricordo che ero stato invitato da una che fa la collaborazione qui, che aveva e mi ha detto ciao Andrew, vieni che c'è un brevettino gratuito per te. Aspetta, non mi ricordo più la frase, è la una cosa del genere. No, la prevendita, sì, è preventino. La prevendita gratuita per me e un mio amico, e eravamo venuti qui a ballare perché c'era una serata importante per la partecipazione di Belen e Rodriguez. Ed ero venuto qua, l'ho vista, ci ho fatto anche una foto, purtroppo la foto non ce l'ho più perché avevo un cervello molto vecchio, e io venuto qui, avevo bevuto. Ed era stata una serata fenomenale, che c'era anche un mio amico Fabio, c'era Gianmarco, ed ero insieme con mio amico Massimo. Che serata ragazzi, magnifico, bei tempi. Va bene così ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete che io vada in questi posti, mandatemi dei segnali, delle novità, delle segnalazioni che io possa andare a visitare, perché questo posto me l'aveva consigliato Andrea Puzzu, il signore del fortino che c'è là lì nella spiaggia di Flumini, e alla fine ce l'ho fatta a venire perché dovevo completare tutta la costa di Quarto e Cagliari,
Alla fine sono arrivato. Questa è la discoteca dove io andavo nel 2015, nel 2016. Era stata una serata meravigliosa. Sono entrato a casa alle 8 del mattino. Che serata, ero giovanissimo io là, ero molto giovane. Non so quanti anni avrà, avevo sui 27 anni o di meno, 25. Ero giovanissimo. E quindi, ragazzi, se vi è piaciuto, un like e tante iscrizioni, condividete questa video per far vedere tutti i ragazzi che hanno partecipato in questa discoteca. Mettete un bellissimo like tutti quanti, ragazzi, perché questo è ricordo, è storia, ragazzi, la nostra storia e i nostri tempi, ragazzi. Quindi condividetelo, fate vedere a tutti i vostri amici di iscrivervi nel mio canale e io andrò a fare queste missioni per voi. E se volete partecipare, chiamatemi e ci organizziamo e andiamo a vincere questi punti del giorno, ok? E ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura, ragazzi. Un abbraccio grande da Andrew Peppin, il vostro Indiana Jones, e ci vediamo alla prossima. Ciao!